Anche a Udine naturalmente stamattina diverse le commemorazioni promosse dalla Prefettura con l'alzabandiera in Piazza Libertà, poi il trasferimento nei cortili della Prefettura in via Pracchiuso con tante iniziative. Andiamo ad ascoltare anche le parole del prefetto Marchesiello e del sindaco di Udine De Toni. Oggi 2 giugno, grande festa della Repubblica Italiana, Repubblica fondata sul lavoro, Repubblica fondata su un grande referendum popolare, è una grande occasione di unità nazionale e quindi festeggiamo perché di Repubblica ne abbiamo una sola. Come è giusto che sia, ogni giorno è aperta, ma a maggior ragione oggi. Comunque è un'iniziativa dove la solidarietà a questo punto è fondamentale, e quindi il senso di solidarietà che sia l'associazione donatori di sangue sia anche una richiesta di contributo per l'emergenza dell'alluvione in Emilia Romagna è dovuto. E poi comunque c'è la fine e l'inizio della donata degli alpini, che comunque qui ha degna coloritura. Oggi pomeriggio poi c'è il momento formale, consegna delle onorificenze, e poi in particolare al Teatro Giovanni da Udine avremo un'interessantissima intervista fatta dai ragazzi e dagli studenti al professor Maurizio Virole, noto costituzionalista, e poi a seguire il conservatorio chiuderà con la musica e con l'inno d'Italia tutta la cerimonia. Sempre più attuali e purtroppo a volte spesso dimenticati, sono molti doveri dietro tutto, dietro la Costituzione, diritti ma tanti doveri, e credo che oggi anzi l'intervista del professor Viroli si accentuerà molto su questo aspetto, quindi i ragazzi ovviamente saranno maggiormente responsabilizzati anche oggi.